Lo rifacciamo il torrone più lungo del mondo? È la proposta lanciata dall'imprenditore agrigentino Giovanni Parisi, che si è già in passato reso artefice di iniziative di successo e anche caratterizzate da una certa singolarità. Il torrone è tra queste. Agrigento infatti con questa idea è entrata nel Guinness World Records con il torrone più lungo del mondo realizzato nella Valle dei Templi nel 2011, che misurava 660 metri e impegnò 400 cuochi con l'utilizzo di ben 1500 kg di mandorle e 1000 kg di zucchero. La precedente edizione, afferma Parisi, fruttò alla città e alla festa del mandorlo in fiore tanta promozione, più di 200 testate, dal CG5 al TG1, TG3, Famiglia Cristiana dedicò 2 pagine, Repubblica e il Corriere della Sera si sono occupate di questo evento con decine di spot gratuiti in tutti i media nazionali. Parisi ricorda che furono 10.000 presenti nella valle per una giornata di festa con 20 gruppi folcloristici regionali, e poi con una punta di amarezza afferma che tutto ciò si sia dimenticato insieme alle 4 edizioni del Mandorlag nello spazio dietro il Cineastor e il Palamandorla, nel Palatenda in Piazza Stazione, la promozione delle Mele Marlene che portavano immagine della festa del mandorlo in tutta la Sicilia. Se dunque l'idea di promuovere il mandorlo e la mandorla e i suoi utilizzi in gastronomia come prodotto legato alla città è da tenere in forte considerazione, bisogna anche prevedere la gestione eventuale del torrone prodotto per fare in modo che se ne possa operare una distribuzione ordinata al pubblico presente all'iniziativa.